Amici di Generazione Non Stop, benvenuti a Progetti per l'estate. Ciao Gio Corbo, come va? Ciao Omar, ciao a Ciao tutti amici. carissimo. Grazie dell'invito. Naturalmente io sono ben lieto di essere qui, insomma, a dialogare un po' con te su quello che potrà succedere, perché ormai quello che è già successo ce lo buttiamo dietro le spalle da positivi. Infatti, noi abbiamo chiamato apposta Progetti per l'estate, appunto anche per parlare di questa cosa, appunto che ormai forse l'estate sarà saltata, quindi non sappiamo come e quando si ricomincerà, insomma, con almeno i piccoli spettacolini. Prima di iniziare, appunto, volevo presentarti Gio Corbo, quindi DJ e produttore, molto molto conosciuto da tutti noi, dico noi perché i ragazzi della mia età e tutti quelli più piccoli ti hanno conosciuto tutti, quindi hai fatto ballare tantissime generazioni. 4 per la salvezza. Quindi ti conoscono tutti. Perché hai fatto il DJ in tantissimi locali e appunto per tantissimi anni. Quanti anni sono ad oggi? Ad oggi sono 42. 42 anni che suoni. 42 anni di onorata, veramente devo dire, carriera, perché tu lo sai, mi conosci, noi ci conosciamo da tanto tempo. Il mio messaggio è stato quello sempre del sano divertimento. I ragazzi per me li ho sempre voluti bene, e quelli che sono cresciuti con me veramente penso che abbiano un buon ricordo della mia modesta persona. Sì, infatti sono qua per questo, perché ho detto ok, Gio Corbo non può mancare nelle mie interviste perché mi ha cresciuto, l'ho visto sempre da piccolo, ai tempi, inizio io con qualche racconto, qualche aneddoto, ai tempi del Mocambo, Orion, insomma tutti i vari sviluppi della discoteca di Cammarata in questo caso, dove tu venivi, non solo in questa discoteca, naturalmente hai girato tantissime discoteche, ma io ero là e quindi mi ricordo da piccolo lavoravo in radio e quindi avevo questo costante rapporto con la discoteca. Quindi bello. Ricordo gli anni che ho passato a Cammarata, saranno stati penso 8-9 anni, tra le varie, diciamo, gestioni del locale. Tu sai benissimo che poi i locali cambiano le gestioni e mi hanno sempre richiamato, insomma, questo perché penso che riuscivo a trasmettere tanto sano divertimento alla gente, e poi insomma piacevano anche i miei set, le mie situazioni. Veramente ho passato degli anni bellissimi, ho tanti bei ricordi e ho veramente tanti amici lì nel vallone. Sì, infatti. A parte Cammarata, quindi così nomina qualche locale e qualche paese dove hai girato, così tanto per fare un flash. L'Italia è lungo e largo, diciamo, perché all'epoca, negli anni 90, poi c'erano le agenzie, quando non esistevano nemmeno i social. Io praticamente avevo un contratto con un'agenzia di Milano dove praticamente organizzavano dei tour, prendevano i DJ un po' più in auge delle varie regioni, ed era una sorta come di DJ meeting dove ci si esibiva tutti quanti, avendo ognuno il proprio spazio nelle varie discoteche del nord Italia. Oltre, diciamo, all'Italia ho anche esplorato i locali di Monte Carlo, Svizzera, Germania, Malta. L'anno scorso con mio figlio siamo stati in Spagna, al Bora Bora, e poi insomma ne abbiamo girati, diciamo. Jody è cominciato da piccolo perché ha avuto un po' questa passione, ma non che gliel'ho data io, era un po' è nella nostra genetica, come si suol dire. E lui insomma si sta muovendo abbastanza bene, devo dire che ha dato parecchie soddisfazioni. Facciamo anche le produzioni insieme molte volte, lui fa anche le produzioni da singolo come del resto le mie, ma ogni tanto ci uniamo e vediamo un po' di studiare qualche sinergia di pensiero, giusto, sai, per un po' per unire la vecchia generazione con la nuova generazione. Certo, è giusto, è bene che sia così, è una bellissima cosa. Alcuni, quindi vuoi così nominare alcune tue creazioni musicali? Allora, le mie creazioni sono presenti su YouTube, c'è un mio canale dove praticamente i nostri amici
che ci stanno ascoltando e vedendo possono iscriversi, ascoltare le mie produzioni, sia quelle mie sia quelle di mio figlio. Io sono iscritto dal 1989 come autore e compositore alla SIAE, perciò ho cominciato veramente da piccolo, nel senso da giovane, ecco. E mi ricordo che uno dei miei primi dischi c'era la casa di Bruno Santori, il maestro Santori, la General Beat. Siamo usciti io e Federico Scavo. Federico, sì. Eravamo un po' tutti agli inizi. Io ero un po' più grande di Federico, lui era un po' più giovane, però a quel periodo, come lui, come tanti altri, poi insomma nei vari anni, nelle varie vicissitudini delle nostre produzioni, perché mi sono anche sempre avvalso di collaborazioni, perché io quando c'è un amico che fa il produttore e che ha un'idea e quella idea a me piace, a me praticamente mi viene molto più facile anche sposare l'idea, e poi sappiamo che unendo due o più forze il risultato è abbastanza vincente. Solitamente per così comporre, per far nascere un'idea, solitamente si inizia da qualche piccolo suono che ti ispira o dalla base che riesci a sviluppare magari in una prova che fai? Come nasce il pezzo? Ma guarda, io all'epoca, uno dei miei maestri è stato Claudio Cecchetto. All'epoca Claudio camminava con un registratore, quando non c'erano, dico, tutte queste tecnologie, sai, i classici registratori a cassetta, sì, che tu mungevi il tasto play e praticamente a cassetta proprio. Allora cosa si faceva? Perché sai, apprendere dai maestri è sempre salutare. Lui camminava in macchina e veniva un'ispirazione su una canzone oppure delle frasi, delle cose, registrava e poi praticamente attuava, come è nata anche Gioca Jouer, la canzone, diciamo, famosissima che ha portato Claudio all'apice del successo. La stessa cosa facevo io, perché praticamente all'epoca, quando non c'erano, dico, tutte queste tecnologie, ero in macchina, magari tornavo da una serata, per rilassarmi, avevo in testa qualche melodia, la canticchiavo e la registravo e poi si andava in studio, perché prima, adesso abbiamo gli home studio a casa, la tecnologia, con un computer, 2 monitor, possiamo fare tutto alla tastiera, ma prima non era così. Prima non era così, bisognava uscire bei soldini, andare in degli studi professionali. Io ho avuto l'onore di registrare, dove a quel periodo registravo l'Elite FIBA con Piero Pelù, lo studio era a Città di Castello, e abbiamo fatto un pezzo bellissimo che era Need to Fly con Dimo Master Mix e Marcello Abbey, un bel pezzo che è andato fortissimo in Europa. Ricordiamo ai nostri amici che a quell'epoca c'era il vinile, perciò dico, il vinile bisognava stamparlo, fare il contratto con la casa discografica e poi la casa discografica la distribuiva in Europa o nel mondo intero. Non era così facile come adesso, però praticamente per un certo verso è più facile creare la musica, per l'altro verso c'è un po' un'inflazione, quindi troppi pezzi, quindi sono i pro e i contro. Omar, tu sai benissimo che adesso ci sono le librerie, compri i suoni, compri i cantati, compri questo, compri l'altro, c'è insomma tutto un po', è un compra generale, invece prima dovevi comporle tu step by step, con regia, con i vari processori, con i suoni, con gli strumenti, a volte anche degli strumenti che erano praticamente manuali, tipo la chitarra, per dire, o la tromba. Infatti dicevo questo, proprio con l'effettiere ti creavi dei suoni. Adesso invece insomma un po' i ragazzi sono molto privilegiati, perché è giusto che la tecnologia va avanti, e c'è un po' di inflazione, perché adesso veramente non si capisce niente. Però notavo, perché io ascolto sempre musica, che praticamente c'è sempre un ritorno alla vecchia dance, sai, gli anni 70, anni 80. Vanno a prendere sonorità vecchie. Perché le idee innovative sono un po' scarseggiano, e infatti se tu vedi anche i grossi produttori, insomma, non è che stanno facendo granché, perché poi alla fin fine dico, che genere ti inventi? C'è la reggaeton, c'è la house, anche se la house, per esempio la musica commerciale, non è mai tramontata, che la commerciale di adesso è diventata un po' house commerciale, un po'. E poi se sei uno tosto e hai praticamente qualche idea innovativa
che riesci a mettere in campo prima degli altri, allora in questo caso con le tecnologie che abbiamo, l'internet, i social e quant'altro, se riesci a fare qualcosa prima degli altri, diciamo che hai fatto bingo, perché poi i soldini entrano. Questa ho in mente una domanda, la posso fare solo a te perché sei il più grande di tutti noi, il più grande. No, in tutti i sensi, no, il più grande in tutti i sensi. Come... mi hai detto 40 anni, ok? Io mi pare che ne ho fatti ora quest'anno 30 anni di serate, robe varie, no? Quindi 40 anni. Ora, qual è la differenza tra le varie generazioni? Ogni 10 anni cambiava un po' la musica e tutto il resto, ma anche nel rapporto con le persone che ballano. Beh, adesso devo dire che prima, nei primi 10-20 anni, c'era praticamente l'attenzione alla disco, significa che la gente usciva proprio per andare, per il gusto di andare a ballare. Questo me lo consente di dirlo perché c'era. Cioè, allora, dove si va a ballare questa sera? Si entrava alle 10, alle 22 e poi praticamente si aspettava che la discoteca si riempisse proprio per ballare, c'era il gusto di ballare. Poi negli anni a venire le mode cambiano, adesso c'è il balletto col bicchiere in mano, ci sono gli aperitivi, gli apericena, le aperifeste e tutte queste cose, però dico il gusto proprio di ballare vero e proprio un po', penso che negli anni, non dico che si è perso, però è un po' in una fase calante, secondo me. Il ballo, è proprio il ballo vero e proprio. Più un approccio da serata, più elegante con la giacchetta. Esattamente, adesso ci si relaziona. Ho un piccolo flash di due immagini, no? Oggi appunto aperitivo, giacchetta. Ai tempi mi ricordo che proprio al Mocambo il gilet dei Guns N' Roses con la magliettina dei Guns N' Roses. Un mio amico ballava così ed era una cosa, cioè, che cosa che oggi dico sarebbe un po'. Si aspettava proprio il gusto e per andare a ballare c'era praticamente un'attesa che era bella, perché proprio c'era il ballo, proprio il ballo vero e proprio, magari qualcuno si inventava un balletto. Poi se ti ricordi c'erano anche le gare di ballo, noi facevamo ogni tanto, almeno una volta al mese, una gara di ballo dove ognuno si esibiva e c'era anche un premio, un viaggio a Malta, una coppa, qualcosa del genere. Però dico, è normale che i tempi cambiano, perché comunque c'erano anche, diciamo tra parentesi, meno scelte, quindi tu dici ok, sabato sera vado a ballare, ora magari sono tante più cose da poter fare. Prima la pizza e poi la discoteca. Anche se comunque oggi si cerca sempre e comunque il momento dove c'è comunque il DJ, comunque ci sia la band, comunque il momento musicale assolutamente lo vuoi, ne hai proprio un'esigenza certo. psicologica di riuscire a fare, perché parte il weekend e quindi devi fare qualcosa, ti devi organizzare. Certo. Ma avevi, appunto, per parlare così un attimo di attualità, nel senso, avevi già progetti che per l'estate che quindi magari sono un po' fermati? Avevamo un bel po' di serate, poi naturalmente con l'apertura dei locali, delle location, dei lidi, insomma è normale che già c'erano degli approcci, però purtroppo sì, che quest'estate sarà un po' posticipata, nel senso che possibilmente comunque inizieremo, ma magari a settembre, ottobre, novembre, cioè nel senso sarà un po' spostata. Io ti dico una cosa, da quello che voglio essere pessimista, però da quello che tutti vediamo, diciamo fase 1, fase 2, fase 3, lo spettacolo l'hanno messo un po' alla fine. Sì. Per carità, ci può stare, perché in primis io dico sempre, in primis salviamo la nostra vita, punto, poi tutto il resto. Però sappiamo, come tu sai, caro Omar, che il nostro intotto dà anche da mangiare a tante persone. Parliamo, perché non è che c'è solo la discoteca, ci sono gli eventi, i battesimi, i matrimoni, le comunioni, dove c'è musica, dove c'è divertimento, giusto per essere. Purtroppo sono dei conti che racchiudono tante persone, quindi è un pochino
Speriamo ed è giusto che sia così. Io infatti stavo lavorando a un progetto, stiamo lavorando con Mauriziotto con qualcosa che potremmo per un futuro, diciamo, prossimo relazionarci alla regione. Giusto che noi in Sicilia, veramente devo dire un complimento a tutti i siciliani, ci siamo comportati veramente da grandi professionisti, grandi persone di cultura, e veramente siamo stati gli unici in Italia a non far diciamo espandere la pandemia. In chiusura, Gio Corbo, cosa hai in mente per questi mesi a venire? Insomma, appena ripartirà la cosa, quindi già comunque sia inizi un pochino a organizzarti mentalmente. Sì, stiamo facendo questo progetto che speriamo di portare in giro per le location, i locali, di fare delle serate abbastanza contenute, dove praticamente ci sarà la distanza sociale, il rispetto per le leggi, perché è normale, e poi vedremo step by step quello che succede, con la speranza, dico, che tutto continui così come sta continuando in questo momento, che c'è veramente un contenimento anche a livello, purtroppo non dico internazionale ma nazionale. Ci stiamo contenendo, stiamo preparando pure una bella produzione, speriamo per l'inverno di uscire io ho sempre delle idee. Scopriremo presto, speriamo, i tuoi nuovi lavori. Grazie Gio, mi ha fatto piacere e grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti, e noi ci vediamo in giro, seguitemi sui social e noi siamo sempre presenti. Grazie veramente. Grazie.